significa prospettiva. Prospettiva serve per fare le case, serve in architettura, è qualcosa che si usa per la scienza, è una tecnica. Ma questa tecnica, come vedete, viene presa e usata nell'arte. Masaccio, il primo pittore rinascimentale, usa prospettiva nella Cappella Brancacci per la prima volta. Donatello, in questo San Giorgio, usa la prospettiva un anno dopo della conferenza nella sua opera. È come se oggi inventiamo, non lo so, un nuovo telefono e questa nuova invenzione viene usata nell'arte subito per fare nuove opere d'arte. Dalla tecnica si passa all'arte. È la stessa cosa che fanno questi artisti. Usano un'idea tecnica e la mettono nell'arte per ricreare lo spazio, per ricreare la natura delle cose